Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e tutte nella nostra facoltà. A questo terzo appuntamento del ciclo che la facoltà, in collaborazione con l'associazione Suor Nicoli, ha organizzato. Facciamo l'uomo, l'umanità tra radici e futuro. Faccio un breve riassunto degli appuntamenti precedenti, il primo dei quali ha visto come relatore il professor Salvatore Natoli, che si è soffermato sul futuro dell'uomo e sull'uomo del futuro e ha sostenuto la fine dell'antropocene. Il discorso è poi proseguito con una tavola rotonda in cui il tema antropologico è stato affrontato da punti di vista diversi, teologico, filosofico, letterario. Oggi siamo alla terza conferenza, Uomo e tecnologia, tra tradizione e innovazione. Diciamo subito che la conferenza di oggi è quella che il tema della conferenza di oggi è quello che ha ispirato la riflessione di tutto il ciclo. Infatti, le moderne tecnologie impattano sulla concezione dell'uomo. Il rapporto tra uomo e tecnologia è una delle tematiche più rilevanti e dibattute non solo oggi, ma nella storia di tutta l'umanità. Se ben ci pensiamo, fin dai primordi l'uomo ha cercato di migliorare la propria esistenza attraverso l'uso di strumenti, partendo dalle prime invenzioni, pensiamo alla ruota o al fuoco, fino ad arrivare alle complesse tecnologie digitali, all'intelligenza artificiale che caratterizzano la nostra era. La tecnologia da sempre ha rappresentato un motore di innovazione, permettendo all'essere umano di progredire, di adattarsi ai cambiamenti ambientali, superare limiti precedentemente considerati invalicabili. Tuttavia, questa continua ricerca di novità ha messo in discussione le tradizioni, ossia quei valori, conoscenze, pratiche che si tramandano di generazione in generazione e che sono alla base della cultura, dell'identità di un popolo, anche del nostro popolo sardo. L'innovazione tecnologica, infatti, ha il potere di modificare radicalmente le modalità di vita quotidiana, il lavoro, la comunicazione, le relazioni sociali. Così l'uomo si trova di fronte a una duplice sfida. Da un lato, quella di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e sfruttarli per migliorare la propria vita. Dall'altro, quella di preservare la propria identità culturale, le tradizioni che lo legano al passato. Allora, come l'uomo può orientarsi tra il desiderio di innovare e il bisogno di mantenere vive le radici, creando un legame armonioso tra passato e futuro? Può la tecnologia diventare non solo un mezzo di cambiamento, ma anche un'opportunità per rafforzare e reinterpretare le tradizioni in una chiave moderna e sostenibile? Per rispondere a queste e ad altre eventuali questioni abbiamo interpellato il professor Bacchisio Bandinu, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Non lo presento perché è uno degli intellettuali certamente più noti della nostra isola. Lascio poi al professor Antonio Pinna di presentarlo. Saluto anche lui, il professor Pinna,
che è stato nostro docente a partire dal 1982, se non sbaglio, fino al 21, ed è stato anche vicepreside della nostra facoltà per 3 anni a partire dal 2006. Perché abbiamo invitato, ho chiesto al professor Pinna di moderare questo incontro? Beh, anzitutto perché gli vogliamo bene, siamo felici che lui venga a trovarci e collabori ancora con noi. In secondo luogo perché conosce molto bene il professor Bandino e quindi possono intendersi su come condurre questo incontro. E un terzo motivo perché il professor Pinna, anche lui è un homo technologicus, quindi mette insieme l'interesse per la tradizione, ma anche per l'innovazione. Detto questo, gli cedo la parola. Prima di concludere do i soliti avvisi. Questa conferenza, come tutte le altre, potrà essere rivista sul canale YouTube della facoltà, al quale vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. All'uscita della nostra aula magna trovate 2 banchetti, in uno trovate dei fogli, in uno di questi fogli potete indicare il vostro indirizzo mail, nome e cognome se volete essere avvisati delle prossime conferenze che organizziamo. Dei libri presenti sui banchetti e altre informazioni ci saranno date dal moderatore, al quale cedo senz'altro la parola. Ringrazio. Terzo incontro del ciclo Facciamo l'uomo, l'umanità tra radice e futuro. Terza conferenza che ha il titolo Uomo e tecnologia fra tradizione e innovazione. È stato già introdotto, ma perché dopo 2 incontri a orizzonte anzitutto universale, inserire un incontro per affrontare lo stesso argomento ma a partire da un'esperienza locale? Adesso Don Mario ci ha detto che è stato un po' questo approccio il germe delle conferenze, però si è cominciato e si continuerà anche su un orizzonte universale, però questo è locale. Perché se si invita Bacchisio Bandino, penso che nemmeno io ho bisogno di presentarlo, non sono abituato a dare titoli, posso dire Bacchisio Bandino, appunto e basta, perché se si invita Bacchisio Bandino a parlare di uomo e tecnologia fra tradizione e tradizioni, è chiaro che si vuole affrontare il tema dal punto di vista dell'essere umano sardus pater e sardus filius. E sarà interessante anche vedere come questa conferenza locale manifesterà delle interconnessioni o degli intertesti con le altre conferenze universali già ascoltate. E qui ho piacere di dire che questo delle registrazioni è un grande servizio che la facoltà sta facendo. Io non sono potuto venire ad ascoltare il professor Natoli e l'altra conferenza, però le ho ascoltate e segnalerò dei punti di contatto con quello che si dirà oggi o quello che io aspetto che si dica. E allora, dal punto di vista del sardus pater, no? Si nomina sempre, no, il primo atto tecnico dell'uomo che modella la pietra. Noi abbiamo in Sardegna, a Pau, il Museo dell'Ossidiana, sembra che sia l'unico museo sull'ossidiana in tutta l'Europa. E quindi il sardo ha cominciato questo distacco dalla natura e modellare l'ossidiana per fare un taglierino, una taglierina è già un entrare in un mondo artificiale. Il professor Natoli ha detto che quando hanno inventato questo taglierina hanno imparato anche
la striatura del muscolo. In Sardegna forse si è imparato di più la striatura del legno, che poi hanno lavorato. E il Sardus Filius poi, al posto della ossidiana che taglia, ha avuto la leppa e la pattadese. Un ragazzo barbaricino senza leppa in tasca penso che non si possa concepire. Ma con la leppa in tasca è tutto un mondo, qui Bacchisio potrà dire meglio di me, è tutto un mondo estroverso. Il coltello è il segno dell'homo faber, non serve solo per vendicarsi, no, con quello strumento passa il tempo di lavoro e il tempo libero, è l'uomo estroverso in qualche modo, non esce fuori di casa se non c'ha la pattadese in tasca. Oggi il Sardus Nepos, il nipote, non esce, nemmeno è dentro casa, riesce a fare a meno del telefonino. Però se il coltello era un mondo estroverso, il telefonino, mentre che sembra che sia il grado maggiore dell'estroversione, in realtà è in gran parte una introversione. Va bene. Quindi da sempre l'uomo è vissuto in un mondo artificiale. Oggi si dice è più artificiale ancora, ma è una differenza di quantità, una differenza di natura. Una domanda che presento come introduzione a tutto l'incontro di oggi è di chiedersi se è proprio vero che oggi, con l'era digitale, siamo per la prima volta in rapporto non tanto con un mondo naturale quanto con un mondo artificiale. Nel non detto e anche nel detto di questo ciclo di conferenze sembra presente il presupposto che la tecnologia di oggi è diversa da quella di ieri. È diversa non solo quantitativamente, si è parlato molto spesso di un concetto di misura, ma diversa anche qualitativamente, ed è tornato nelle conferenze precedenti il concetto di non ritorno, e nella conferenza di Vinti è stato interrogato sul lieto fine. Ne sembra che ci sia una differenza di qualità. E sembra quasi che dobbiamo diventare esorcisti e al posto dell'aspersorio c'è quasi il concetto di radici. Noi prendiamo il concetto di radici per esorcizzare questo, per evitare di essere indemoniati, di essere posseduti da questa nuova tecnologia. Ma è poi davvero così? Quando Don Mario mi ha chiesto di fare da moderatore in questa conferenza, dopo che ho detto sì, la prima cosa che ho fatto era ricordare con precisione dove avevo tanti anni fa abbandonato un libro appunto di Bacchisio intitolato Il re è un feticcio, dove bisogna stare attenti all'analisi grammaticale, perché siamo abituati a sentire la frase il re è nudo. Quindi il re è soggetto e il nudo è l'attributo. In questo caso il re non è soggetto, il soggetto è il feticcio. Quindi è difficile poi pronunciarlo in modo tale da far capire questo. Il re è un feticcio. E per feticcio, questo libro fu pubblicato in realtà nel 1976, quanti anni sono passati? Prima Don Mario ha fatto un po' di date sulla mia cronologia. E poi fu riedito nel 2003. Ma sembra quanto mai di attualità, visto che un feticcio in quel testo si intendevano i nuovi ritrovati della tecnica che avevano invaso e stravolto la cultura locale, facendonosene padroni. Esattamente il tema di oggi, la tecnica che diventa padrona dell'uomo. Si potrebbe leggere anche altra cosa, ma è chiaro il concetto. Questo era nel 76, siamo nel 2025. A conferma e come introduzione, questa conferenza andrà avanti così, così ha deciso anche Bacchisio, in due parti più una. Quindi io introduco una prima parte, poi introdurrò una seconda parte. Questo che dico adesso è per introdurre questa prima parte. E cito dall'ultimo libro, quindi ho citato un libro del 76, Il re è un feticcio, il tema era lo stesso, gli strumenti che diventano padroni. Bene, per una chiesa sarda che trovate in omaggio dalla Fondazione Sardinia, prendetelo insieme con la lettera di accompagnamento. Bene,
Alla pagina 11, a partire da una citazione di Papa Francesco, leggiamo questo. È necessario, questo è Papa Francesco, è necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Fratelli tutti, 145. Così continua il testo di Bachisio Bandino. Papa Francesco mette in guardia dalla fine della coscienza storica, a causa di un rapporto diseguale fra economie e culture. Ammonisce contro la perdita del senso della storia che provoca ulteriore disgregazione. A questo proposito, citando un testo omiletico di fine anno 1974, 74 e 76, di un vescovo sudamericano, avverte sulla responsabilità di un popolo di mantenere la propria identità. Citazione, sempre dalla Fratelli Tutti. Sono le nuove forme di colonizzazione culturale. Non dimentichiamo che i popoli che alienano la propria tradizione e per mania imitativa, violenza impositiva, imperdonabile negligenza o apatia, tollerano che si strappi loro l'anima. Perdono, insieme con la fisionomia spirituale, anche la consistenza morale e alla fine l'indipendenza ideologica, economica e politica. Continua il professor Bachisio. Sono parole fondamentali e illuminanti. Riferite alla Sardegna, toccano in spirito, in carne e ossa, i processi storici, anche degli ultimi 70 anni. E ciò che è avvenuto nell'impatto tra la tradizione e i primi processi di modernizzazione nella società e nel clero, che hanno portato a giudicare lingua e cultura forme rozze e antiquate, incapaci di parlare il proprio tempo. Una catastrofe antropologica che ha impedito di porre in maniera dialettica il rapporto tra il conosciuto e il nuovo invadente. Questa perdita di identità ha causato una disistima di sé e del proprio mondo, annullando la possibilità di porsi come soggetti operativi nel misurarsi con la modernità. E sottolineo queste parole, finendo, in queste ultime parole, porsi come soggetti operativi nel misurarsi con la modernità, troviamo forse una bussola per non perdere un orientamento preciso nei cambiamenti di cui ora ascoltiamo dalle parole di Bachisio. È acceso già? Sì. Sì, grazie alla Facoltà Teologica per questo invito, alla vostra presenza, per questa occasione di parola e di ascolto. La Sardegna, tradizione e innovazione. Tradizione. Noi abbiamo un concetto passivo, un concetto statico, mentre tradizione significa procedere e quindi essere in cammino. E nell'ambito di questo cammino, come accelerare, come innovare, come aprire altre traiettorie possibili del procedere, quindi non vanno visti come due termini contrappositivi, ma come processi in relazione, salvo che non vengano sconvolti da incontri diseguali, di violenza, di prepotenza, di egemonia e di sottomissione, come è avvenuto. Due momenti, possiamo osservare il primo momento degli anni 60, 70, 80, sino agli anni 90 in parte. Che cosa è avvenuto? Ma non mi interessa farvi una discussione di tipo teoretico. Che cosa è avvenuto nel corpo, nella mente, nei linguaggi, nei comportamenti, nell'alimentazione, nel vestiario, in noi sardi in quegli anni? Quali i motivi più sconvolgenti? Ma alcuni economici. Piano di rinascita, 59. Turismo, prendiamo Costa Smeralda per intenderci, nel senso più
alto e nel senso più esteso del termine turisticizzazione. Il turismo ha sconvolto, nel senso positivo e negativo. La Sardegna è scesa sul mare, ecco la desertificazione dell'interno, la ciambella cosiddetta. San Teodoro e Budoni erano i due paesi più poveri della provincia di Nuoro, col turismo i più ricchi. Arzachena è il più alto reddito pro capite in Italia, grazie alla Costa Smeralda. Ecco, mi interessava osservare cosa avviene quando questi cambiamenti procedono così violentemente, cioè senza una dialettica contributiva dei due soggetti, perché dialettica vuol dire che c'è una relazione. Quando è diseguale non è dialettica. Noi usiamo impropriamente questo termine. Ecco che cosa avviene, cioè che cosa cambia. Mi interessa parlarvi di una trasformazione del corpo, del senso di che cos'è il piacere, che cos'è l'eros, che cos'è il lavoro, qual è la relazione nel procedimento di turisticizzazione e nel procedimento dell'industrializzazione. Voi non ricordate, molti di voi non ricordano per motivi di età, ma quando fu approvato il piano di rinascita suonarono a festa le campane dei nostri paesi. Rinascita. Purtroppo la parola era contrappositiva a morte, bisognava chiamarla di rinascimento, ma non c'è stata rinascita, perché un'industria petrolchimica di base non poteva stimolare nessuna economia sarda. E tuttavia giunse per trasformare l'antropologia dei sardi. C'è scritto nel racconto di Svimez, ad Ottana c'è questa industria per eliminare l'antropologia della violenza barbaricina. Volevano trasformarci con un elemento che è l'acqua sporca, il petrolio. Nessuna dialettica. Ecco, questi procedimenti avvengono nel corpo delle comunità, avvengono cioè nei comportamenti, nelle traiettorie di fede, di sviluppo. Quelle due torri di Ottana, quando si accesero e si videro questi fuochi sulla cima, fu un annuncio di festa per la valle del Tirso che scendeva verso i Campidani, che risaliva verso la Sardegna settentrionale. Illuminavano il Gennargentu e la zona occidentale di Bosa. Con quali esiti? Quindi in quegli anni assistiamo a questi processi che tocco appena per dire, ma mi interessava toccare per mano, cioè quel pastore che va a fare l'operaio. Chi è? Chi diventa? Andrea, pastore, entra nella fabbrica petrolchimica e ha a che fare con... e denomina in termini sardi la chimica e le parole della chimica, Rubenzolo, perché ha bisogno di familiarizzare per rischio di estraniamento, ha bisogno col linguaggio di familiarizzare con queste nuove tecnologie. Il display, si spreco, si spigio, come per riflettersi e quanto sia alienante rispecchiarsi, chiedendosi chi c'è dietro lo specchio. Credi forse che sei tu? Chi c'è dietro lo specchio? Ecco, tutti questi processi mutarono in quegli anni e fu chiamata una catastrofe antropologica. Perché? Ma perché nella declinazione dei comportamenti quotidiani a casa mia sorella ottenne, convinse mia nonna a portare l'ottomano antico, la stanzia buona dove si ricevono gli ospiti, in cantina,
nel Fondaco, l'Ottomano, Succumò, e arrivarono l'arredo moderno, il buffet e il controbuffet, il laccato nero con gli specchi. E mia nonna disse: e che cos'ho da specchiarmi? Poi in realtà ritornarono negli anni '80 quei mobili, per fortuna. Ma in quel ventennio ci fu un cambiamento radicale, dove tutta la nostra tradizione fu connotata negativamente. Ma cosa avviene nella realtà? Perché bisogna capire i linguaggi del corpo, altrimenti c'è il rischio di una documentazione concettuale che non ci dà ragione del mutamento. Vuol dire che a casa mia, un mondo di pastori, di famiglie potenti e prepotenti, cominciò il formaggio a puzzare. Come? Su caso mio. E l'olio, lo strutto, cominciò, non è più digeribile. Come non è più digeribile? E in che senso? Se per secoli. Ma che cosa è avvenuto nel corpo? Vedete come avvengono i processi che vanno definiti nella specificità esperienziale, non in falsi sociologismi interessanti concettualmente, ma estranianti rispetto a una presa di coscienza di come i processi avvengono e come i linguaggi si declinano, si parlano, nelle contraddizioni e nelle compromissioni linguistiche. Riva ha fatto uno gol da 3/4 campo. L'ibrido è il peggio del moderno e del tradizionale. Ugo prende la trodda e modica la patetta. È terribile l'ibrido, perché impoverisce. Quando invece doveva essere viva l'italiano e viva il sardo. Se nel mio paese nel 60 il 95% parlano solo sardo, ben venga l'italiano in una comparazione, in modo che 2 lingue sorelle concordino nell'arricchimento psichico, spirituale, in uno scambio anche sotterraneo, inconscio, dei 2 linguaggi che si incontrano proficuamente. E invece era proibito parlare in sardo a scuola. E il maestro, quando io dissi, osservando nel libro Sottili Pilche, e dissi appunto la parola, c'era scritto cavalletta, ed era una cavalletta verde, azzurra, bellissima. E io, meravigliato, dissi: ma questo è Sottili Pilche, nel senso brutto del termine, che aveva rovinato le nostre campagne e le nostre greggi erano affamate. Il maestro mi chiamò e mi fece stendere le mani. E lui stesso però disse: Dacchito, che la che scomprende gli Eusu, anche lui ha parlato in sardo, perché ha parlato Dacchito come lingua dell'inconscio. Ecco, non avvenne questo procedimento dialettico. Quali le motivazioni quando un incontro è così diseguale, è difficile governarli, ma non ci fu nessun impegno politico e soprattutto non ci fu nessun impegno degli intellettuali sardi di mediare l'impatto, l'incontro tra culture. La cultura sarda fu connotata negativamente nelle scuole e nelle università, la lingua, il canto sardo fu chiamato il tenore, poi divenne patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, fu chiamato pastorazza, ancora cantando Cariasesis anticos, Ruzzi. E il ballo sardo fu abbandonato. Poi pensate alle ragazze dai 15 ai 30 anni, di quel quindicennio, che non poterono esprimere i loro sentimenti
affettivi, dell'espressione, del corpo e dello spirito, del ballo, del canto, perché connotati negativamente. Ma vi rendete conto dei costi umani? Costi umani vuol dire un deficit di capacità intellettive di cui noi oggi soffriamo. Paralisi dei linguaggi, dei sentimenti e delle ragioni di vita. Così avvengono le trasformazioni, quando non si tenta almeno in parte di filtrarle, di accettarle, necessarie, ci mancherebbe. Assolutamente necessaria la modernizzazione, ma non ho capito perché deve avvenire nella cancellazione. Se tu cancelli crei il deserto, sul deserto non puoi impiantare nulla di costruttivo, perché il nuovo è alienante, perché non c'è germoglio, perché non c'è terreno adatto, perché qualcosa cresca. Ecco, questo processo noi lo abbiamo vissuto nel 60, nel 70, poi abbiamo tentato di recuperare in parte, ma con un altro elemento ancora più tecnologico. Alla fine, nel 58, arriva la televisione in Sardegna. La televisione apre un mondo nuovo in una società relativamente chiusa. Ci apre ad un mondo nuovo attraverso l'immagine. Il mondo appare. Nel mio paese, di Bitti, appare il mondo. Cosa avviene? Dobbiamo pensare cosa avviene per davvero nella sensibilità della persona, nel vissuto reale, nella gioia, nella sofferenza, nella meraviglia, nella paura, nell'apertura di queste sorelle Kessler che mia nonna dice sono a coscia nudas, hanno le cosce nude. Che cosa vuol dire per mia nonna o per mia sorella ventenne? Come avvengono questi processi? E soprattutto la merceologia consumistica. È certo che è un consumismo periferico, povero consumismo, ma mentre prima gli oggetti sono per la durata, il guardaroba che c'è a casa l'ha fatto il falegname di Bitti per 5 pezzi di formaggio ed è solido, pesante, deve durare più di una vita. Il buffet e il controbuffet non devono durare, sono nell'ordine del cambiamento, del mutamento, della moda. È un altro ritmo del tempo, attraverso l'oggetto. L'oggetto parla diversamente. L'oggetto è riproducibile e il paese si riempie di oggetti. E prima non c'erano, erano essenziali, pochi ed essenziali. A casa noi avevamo 100 pezzi di formaggio, che era le provviste di un anno. 2 casse di grano nostro, che era le provviste di un anno. 2 maiali, uno a novembre e uno a febbraio, le provviste di un anno. Non compravamo nulla, solo la conserva che io andavo a comprare cercando di resistere al piacere di una podicata. Ecco, improvvisamente le cose sono abbondanti e sono nell'ordine del consumo e del ricambio. Non devono durare. Questi sono i processi di cambiamento, di nuove tecnologie. E tuttavia, queste sono tecnologie ancora modeste rispetto alla seconda fase delle tecnologie attuali. E comunque la comunità smette di essere maestra. Come scrive Michelangelo Pira nella Rivolta dell'oggetto, c'è una scuola propria che è la scuola ufficiale e c'è la scuola impropria che è la comunità. La comunità è educante per se stessa. Tutte le mamme, tutte le donne nel vicinato sono mamme. E noi giochiamo per strada e qualunque cosa avvenga interviene una mamma. Ed è mamma per tutte.
questo non avviene più, la comunità si disgrega, non c'è più comunità. Arriva l'oggetto segno. Non è conta l'oggetto, conta il segno. L'oggetto non arriva nella sua materialità oggettiva, sì, nel senso del tatto, della vista, dei sensi, ma è un segno, è come il segno agisce. Mio figlio vuole le Timberland, le Nike. No, io dico, io ho comprato queste Dolomiten che costano un terzo, belle scarpe da tennis, e mi guarda con uno sguardo da quindicenne, come dire, ma questo babbo è proprio arretrato. Ma come? Io metto le Dolomiten. Allora non è una questione di calzature, è una questione del segno. È il segno che trionfa, Nike. La merce arriva come messaggio. Conta il messaggio, non la merce in quanto merce. Questa è la trasformazione antropologica. Prima non era così, perché c'era un rapporto stretto e non divisibile tra merce e messaggio, tra oggetto e segno. Certo che il coltello è un oggetto ed è anche un segno, ma sono in una stretta relazione, non c'è il trauma. È una scissione, perché la pubblicità lo dice chiaramente, noi non vendiamo oggetti, noi vendiamo sogni. Ecco. Così avviene in quel primo trentennio, per motivi economici, sociali, culturali, questo primo momento di rapporto, tradizione, innovazione, attraverso le tecnologie di quel momento storico. In realtà è stata già introdotta la seconda parte. Cito ancora una volta Il re è un feticcio, questo è della seconda parte del libro. Dice: attenzione alle contrapposizioni false. I feticci sono antichi. Atteggiamento onesto è cercare in un mondo compatto e ristretto, quale quello barbaricino, non il rimpianto, ma l'occasione più facile per capire come si avvicendano i feticci. E quindi una seconda parte saranno gli anni che forse abbiamo conosciuto di più tutti noi. Secondo quarantennio, dal 80-90 fino ad oggi. E in genere, almeno in questo ciclo di conferenze, mi pare si è parlato o si parla in genere di una tecnologia diversa, quindi feticci diversi, che ci obbliga appunto a interrogarci sull'uomo. E in questa seconda parte io mi aspetto una prospettiva anche di soluzione, perché fino adesso sembra, ed è così, che vantaggio ha pensare alla nostra realtà sarda, di quello che è successo in questo primo quarantennio? E vediamo il non ritorno, è già successo il non ritorno. Sembra quasi che pensare alla nostra realtà sarda sia accorgerci della perdita, di quello che si è sbagliato. Come affrontare una tecnologia nuova e sembra diversa. In questo libro, che è del 76, ma è ancora attuale, quanto mai attuale, alla fine della parte antropologica, diciamo, vengono presentate 3 soluzioni. La prima veniva esclusa in 3 righe, e abbiamo già capito perché. La difesa di una tradizione chiusa alla nuova realtà si aggrappa al mito illusorio di una autonomia narcisistica e moralistica. In verità non ha alcun futuro. 3 righe, risolto. La seconda soluzione veniva inizialmente presentata come più difendibile, perché forse in gran parte realizzata, è quello che abbiamo ascoltato. Cioè la soluzione di un incamminamento graduale nella direzione del modello di cultura imposto dalla modernità. Ci siamo adattati. Questa soluzione veniva però qualificata
come, cito, una tesi di chiaro fondo colonialistico, nonostante l'apparenza progressista, che ha richiesto un enorme costo umano, di cui abbiamo sentito. La terza soluzione, di cui stiamo cercando anche questo ciclo di conferenze, in questo libro veniva presentata così. La terza soluzione è più difficile da riassumere e credo sarà questo il punto che sarà ora aggiornato. Questa soluzione veniva annunciata così. La tesi più valida è quella di un mutamento radicale a partire dalla condizione storico-culturale della realtà attuale. Torna cioè l'equivalenza, a mettere una dinamica differenziale. Ne abbiamo già sentito poco fa parlare di questa dinamica differenziale. Implica altresì credere in uno sviluppo differenziale. Torna cioè l'equivalenza che ha giustificato questa conferenza locale nell'universale, nuovo sta a tradizionale come globale sta a locale. Ma in realtà questo rapporto, oggi come ieri, forse il problema è come restare o come infine e finalmente divenire, cito il libro ultimo per una chiesa sarda, come divenire soggetti operativi nel misurarsi con la modernità. E forse questo oggi, forse avrebbe aggiunto questo, ci sarebbe da aggiungere oggi un altro aggettivo, soggetti operativi consapevoli nel misurarsi con la modernità. In questo libro si dice è feticcio ciò che è utile, oggi si direbbe è feticcio ciò che funziona. Per noi basta che funzioni, non possiamo, non ci viene nemmeno il desiderio di capire come funziona, come capire le cose che funzionano, che ci superano. Basta che funzioni. Però questo sviluppo differenziale, se non porta un soggetto operativo e consapevole nel misurarsi con la modernità. E termino introducendo questa parte con le parole di allora. Ciò che importa, cito questo libro del 1976, ciò che importa è partire dal qui e ora, partire dal qui e ora, dal proprio microcosmo umano e sofferto, da quel contraddittorio mondo di menzogne e verità della cultura contadina, dai miti, attenzione, dai miti e dalla coscienza del proprio dramma attuale. Cosa nasconde questa parola miti? Cosa la coscienza del proprio dramma attuale? Sentiamo dunque allora il qui e ora del secondo quarantennio. Il secondo momento è un procedimento molto più veloce e più incontrollabile. Ho scritto un libretto 25 anni fa, Lettera ad un giovane sardo, nel 1996, iniziando a parlare di autostrade elettroniche. C'era l'evento Grauso, il primo in Italia a porre questa questione con grande intelligenza. Ricordo a Portorotondo Inge Feltrinelli dire: voi non vi rendete conto di avere un genio che ha anticipato tutti in Italia, vide online. Allora io iniziai a scrivere questo libretto, Lettera ad un giovane sardo, per dire di come passare dal ciottolato della propria comunità alle autostrade elettroniche. Che cosa avviene? Come procede il piede, il passo in questo cambio di strade? Un libretto che ebbe una felice, nonostante fosse fatto di pensierini. Nel 2013, per 4 anni invece, ho fatto un'altra ricerca, ben più seria, Lettera ad un giovane sardo sempre connesso. E ho intervistato 6.000 studenti. Non c'è in Italia una ricerca, in genere il campione di 1.800, 1.200, di tutte le scuole superiori, di Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, di Cagliari, Oristano, Olbia, Sassari, Nuoro, Bitti ed Organo.
6.000 studenti delle scuole medie superiori, licei soprattutto, e licei classici e scientifici e istituti tecnici. Con quali risultati? Che cosa è avvenuto? Che rapporto hanno col telefonino? Questa era la ricerca. Ecco, proviamo ad osservare come avvengono questi processi, con quali meccanismi, con quali tempi e con quali rapporti di forza. Cos'è questo oggettino che ha a che vedere con la magia? Questo oggettino che appena mi sveglio ho necessità del rapporto, che ho sotto il cuscino e che la notte metto sotto il cuscino come ultimo saluto. E qui non posso fare a meno, anche se non sono dipendente, ma comunque è una familiarità incredibile. Ecco, vediamo un po' di capire i linguaggi concreti però. Cosa avviene tra le due culture? Anche quella che abbiamo discusso finora è una cultura ancora della parola. È attraverso la parola che avvengono i processi di turisticizzazione e di industrializzazione della Sardegna. Vengono parlati. Adesso invece avviene la cultura dell'immagine. Io sono figlio della parola. Gran parte di voi siete figli, figlie della parola. Questi ragazzi, questi 6.000 ragazzi, sono figli dell'immagine. La parola è sussidiaria. Non ha più nessun effetto semantico, nessun effetto intellettivo ed emotivo, se non quello dello spiegare che ora sono le 5. Ma sono le 5 o sono le 5 della sera di Garcia Lorca? Siamo sul versante di un simbolismo poetico, ricco e denso di significazione, di emozioni, o siamo nell'informazione grezza? Sono le 5. La cultura della parola è la cultura nostra tradizionale dai primi scritti, dal cuneiforme, dai lineari B, dai geroglifici egiziani. E questa cultura ha prodotto Omero, Platone, Aristotele, Sofocle, Demostene. Ha prodotto Cesare, Cicerone, Orazio, Virgilio e continuando Shakespeare, Goethe, Cervantes. Questa produzione di linguaggio e di senso è noi stessi. Ma perché? Chi siete voi a parte il linguaggio? Provate a interrogarvi. Noi siamo il linguaggio, solo linguaggio, e ditemi altro che cosa. Noi siamo parlati e abbiamo parlato. Il linguaggio ci parla, o non credete forse che voi siete padroni del linguaggio? Il linguaggio ci parla, ne sa ben più di noi, certamente. Io adesso vengo parlato dal linguaggio, non ho in mente uno schema o una scaletta, è il linguaggio che parla. E ha prodotto uno sviluppo mentale nelle scienze. E abbiamo la Divina Commedia, l'Amleto. E oggi abbiamo tutta la nostra produzione in cammino verso il linguaggio. Questo è stato il nostro percorso, che ci ha permesso di scoprire, di capire il microcosmo, l'atomo e di capire il cosmo infinito. È tutto un procedimento linguistico, solo linguistico. Noi siamo il linguaggio. Bene,
Questo sta accadendo. Ma capite? È arrivata l'immagine. L'immagine è affascinante, l'immagine è affascinante per se stessa, l'immagine è seduttiva. È più facile vedere un film che leggere un libro, o no? Perché? Perché è più facile vedere un film? Proponete a un ragazzo se vuole vedere un film o leggere un libro. Perché? Perché il rapporto con la parola chiede una partecipazione intensa. Ne va di mezzo la comprensione o ne va di mezzo la fascinazione seduttiva del linguaggio, il lasciarsi trasportare, il piangere leggendo. Il piacere erotico della parola. Questo sta accadendo, è semplificato, è improvvisato. L'immagine, anche se è in sequenza, l'inquadratura, in una sequenza narrativa, è affascinante per se stessa, mi trasporta, mi abbandono. È più nella dimensione di un consumo, più che nella dimensione di una produzione di senso. Produci o consumi? Questo è il grande dramma oggi, anche politico, anche economico, per noi sardi. Quindi capite quale rapporto, quale dramma stiamo vivendo. Il trionfo dell'immagine dove la parola, dicevo, è sussidiaria, esplicativa, di completamento, ma non mi interessa. Io rimango affascinato quando mia nipotina di 7 anni guarda questi cartoni animati. È presa tutta. Io la chiamo. Non rispondo. Urlo per finta. Ah, cosa dicevi, nonno? Era fuori. Se la lasciassi starebbe tutto il giorno a vederli. Cosa affascina? Che cos'è la fascinazione dell'immagine? Bisognerebbe interrogarsi. Addirittura qualcuno dice che l'immagine è nata prima della parola. Nelle pitture rupestri. Forse quelle pitture rupestri precedono il linguaggio vero e proprio? Non lo so. Ma esiste l'immagine, ma l'immagine della parola è l'immagine creativa. Questa è l'immagine iconica e questa è la differenza. L'immagine iconica vuol dire che rappresenta, che sta al posto di qualcos'altro. Umberto Eco, che cos'è il segno? È qualcosa che sta al posto di qualcos'altro. Non è quel qualcos'altro, sta al posto di. Non è la cosa. E il fascino è proprio in questo, non avere più relazione col referente cosa e andarsene come nel film, meravigliosamente tra ripresa e montaggio in una fascinazione seduttiva inarrestabile. È un cambiamento a livello neuronico, intendo dire. Non pensate che sia un cambiamento così di mentalità, di qualcosa di... vabbè, un diverso modo. No, è interrogarsi dell'uomo, sapiens o iper sapiens. Oggi si usa dell'oltreumano, del postumano. La scommessa non è di poco conto. È un diverso sviluppo del cervello a livello proprio cerebrale, di sinapsi, di relazioni, per cui si svilupperanno più alcune parti che non altre. Che cosa avviene? È ancora la concezione del tempo. Questi ragazzi vivono il tempo presente, sempre al presente. Esiste solo il presente, cioè l'attimo. Il passato non c'è,
Ma che senso ha il passato? Se l'immagine mi dà continuamente la novità, se la pubblicità mi dà sempre il nuovo, se io compro un oggetto e questo oggetto è già nella dimensione mortale perché sta arrivando il secondo oggetto tecnologico, siamo nella moda, la generazione erano di 25 anni, poi di 15, poi di 10, oggi sono di 5 anni. I ragazzi intervistati nel 2014 sino a 17 oggi sono diversi da quelli attuali, perché l'Eurispes ha fatto un'altra ricerca l'anno scorso su un altro campione di 800 alunni e io ho fatto il commento a questo, è assolutamente differente. Una generazione di 5 anni oggi, uno di terza media è diverso da un diciottenne, proprio per questo processo di accelerazione del tempo. Che cos'è il tempo? In una successione di istanti. Non c'è possibilità di un passato e non c'è possibilità di un futuro. Perché tu vieni consumato temporalmente nella sequenza degli attimi. E qui tu non puoi essere padrone perché gli attimi ti vengono governati dalla produzione di senso di chi? Chi sono i produttori di linguaggio? Siamo noi forse? Voi producete il linguaggio. Ho parlato il già parlato. Chi produce il linguaggio oggi? Beh, intanto il capitalismo produttivo di linguaggi. Intanto le 5 sorelle o fratelli che siano, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, quelli producono parole, segni, merce, messaggio. Noi siamo consumatori di quella cultura. O ditemi, di quale altra cultura siete consumatori? Musk. Il capitalismo liberista, americano o cinese, non importa la tipologia, ci interessa l'ossatura. Questo potere immenso delle grandi imprese più ricche del mondo, la farmaceutica, Dio ci guardi da questo discorso della prevenzione, che noi inneggiamo e che diventeremo tutti malati. Basta che il colesterolo lo facciano scendere a 180 e diventiamo il 95% malati. Basta che la pressione venga abbassata, come difatti sta avvenendo, non più 140-90, no. Sei a rischio. 120-80. Se la abbassano a 110 siamo tutti malati. Beati chi ha la pressione bassa. Ma capite i rischi? La farmaceutica mondiale, il petrolio mondiale, le armi mondiali. Tutti i poteri, i grandi poteri. Questi sono i produttori di linguaggio, i produttori di merce. Noi cosa produciamo? Nessun pessimismo. È la nostra risposta che conta. E possiamo osservarlo fra poco. Ma mi interessava precisare questo concetto del tempo, perché è fondamentale. Noi siamo il tempo. Noi siamo il tempo. Come ci viene declinato questo tempo? Dai padroni del tempo? Noi siamo tutti indaffarati. Ma indaffarati non vuol dire fare. Indaffarati vuol dire che siamo nella concitazione degli istanti e il tempo non ci basta. Indaffarati. Mentre positivo è il fare, il produrre il tempo, il segmentare il tempo, il dare traiettoria al tempo, l'estensione del tempo. Anche quel tempo presente dominante, come estenderlo ad un presente perdurante, iterativo, e non tagliarlo nell'istante che mi domina perché non riesco io a dominare l'istante. Ho bisogno di una temporalità distesa, di passato, presente e futuro per poter avere ragione del procedere a livello psicologico.
a livello di una temporalità misurata. Altrimenti io sono schiavo di chi comanda questa mia temporalità. E ancora, un terzo motivo, mi interrogavo su questa affezione a questo oggetto. Questo oggetto ha a che vedere col magico, perché mi dà tutto. Io chiedo, mi dà la risposta. Voi pensate Google? Io chiedo e sa tutto. E io credo di saper tutto perché ho la possibilità di avere tutto. Bisogna capire questo gioco di inganno, di un autoreferenziale proiettivo, del dire, gli chiedo e mi dice, tutto. Io sono onnisciente. Grazie a questo telefonino, a Google, io sono onnisciente. Quindi sono sapiente. Onnisciente. Cosa vuol dire onnisciente? Che un altro pensa per me. Allora la domanda che ponevo ai ragazzi era: che cosa produci tu? Tu consumi, chiedendo, quello ti dice, è lui l'emittente. Tu sei un destinatario passivo che prendi atto e dici, ah ecco, capito. È l'informazione fredda, senza elaborazione. Io gli chiedo e mi risponde. Chiuso. Non c'è comunicazione. Questa parola comunicazione, bisogna stare attenti, è falsa. Siamo nella società dell'informazione, non della comunicazione. Non comunichiamo affatto, e tantomeno della società della comunione. Ci vuole ben altro. Siamo nella prima fase della comunicazione di massa. Comunicazione di massa, comunicazione, comunione. Quindi, non comunicando, noi chiudiamo, non facciamo domande. Noi chiediamo e abbiamo la risposta. E chiudiamo lì, la relazione è finita. Perché ho saputo, grazie. No, io devo interrogare, devo fare ricerca, devo lavorare io col cervello, con le mie emozioni, con le mie capacità cognitive ed emotive, devo io cercare. Grazie al telefonino, certo, ma devo essere in un processo attivo e io devo ringraziare perché questo strumento mi mette nella possibilità creativa infinita, è meraviglioso. Se io però sono soggetto operativo, se sono produttore di senso, non consumatore, il grande asservimento del capitalismo attuale, di Stato, di comunismo, di capitalismo è lo stesso, rendere tutti consumatori, rendervi clienti. E il processo di fidelizzazione, voi siete miei clienti. Cliente etimologicamente si legava a servo. Noi siamo utenti, è il verbo utor in latino. Che vuol dire essere utente? È perso il carattere produttivo, utilizzativo dello strumento. È un'utenza passiva, perché mi viene dato un servizio gratuito. E io sono nell'ordine della beanza, perché ho tutto gratis. Che cosa produci? Ecco, il discorso si apre all'infinito, certamente, ma mi interessava chiudere con alcune considerazioni, perché tutto questo potrebbe far pensare a insomma, che facciamo allora?
Guardate, noi abbiamo una struttura inconscia e conscia. L'inconscio si mette di traverso. Noi anche asserviti, noi ci ribelliamo, anche se non vogliamo. Pensate, i costi umani sono delle reazioni a questa violenza della tecnologia dominata dal capitalismo, di Stato o di privati. Tutti quei costi umani sono forme di ribellione, sono gridi di reazione, sono insoddisfazioni di questo mondo che non va, che non mi piace. Siamo forse noi oggi più felici di 70 anni fa? Si può misurare il reddito pro capite di felicità? Cioè abbiamo un rapporto di prospettive più felice o di prospettiva chiusa oggi, i giovani? Siamo nel giubileo della speranza. Quale traiettoria di speranza hanno questi giovani? C'è un futuro, lo sentono questo futuro, lo guardano con attenzione. In questo mio ultimo libretto di lettera ad un giovane universitario che abbiamo regalato agli universitari, ne ho intervistati centinaia, tutti vogliono andare via, a università italiane o straniere, tutti, solo che non possono tutti, ma tutti andrebbero via. Voi ci pensate a questo? Se tutti gli universitari se ne vanno e se nelle nascite siamo a 0,90, cioè neppure una coppia per figlio, cioè ogni coppia a 0,90, il peggiore in Europa, qual è la prospettiva della Sardegna? Allora la risposta è nella coscienza identitaria. Questa parola identità è un dramma in Sardegna. Io ogni volta che parlo di identità mi accusano di tradizionalismo, di è ancora ferma l'identità sarda. È una cosa incredibile, soprattutto delle università. L'identità è una scommessa del piede del passo che sto facendo ora, niente a che vedere col passato. È la scommessa di che passo sto facendo. L'identità sono io che muovo il piede, il passo. Non c'è verso. L'identità è la scommessa di un mio procedere. L'identità non esiste, non è una tanca, una casa che io eredito. Non si o te la fai o non ce l'hai. E il popolo sardo è un popolo a basso tasso di identità, contrariamente a quel che si dice. Se non ha un concetto vecchio di identità, inammissibile, inaccettabile, tornare su Connotto. Ma quale Connotto? Ma dove torni ancora su Connotto? Ma che cos'è su Connotto? La scommessa è la prospettiva. Ed è qui la modernizzazione vera. Non il concetto tradizionale, dobbiamo smetterla con questa mastrucca, con questa sardità, eccetera, e noi dobbiamo, è un vagone, il concetto loro è che arriva la locomotiva del progresso e noi siamo un vagone a cui bisogna agganciarsi, è un vagone da agganciare secondo loro per andare verso. Cosa vai se non sei tu una locomotiva, anche modesta, ma tu la locomotiva? Quindi la scommessa nostra è del fare. È un sapere come saper fare. Non c'è un sapere senza saper fare. Quel sapere non ci serve. Saper fare vuol dire tradurre in azione, operare. Il sardo è un analista profondo, non gli sfugge nulla, è uno psicanalista. Comprende, sa cosa prima è bilanarvere, capisce le cose prima che tu gliele dica. Noi siamo. Io ho fatto 20 anni di insegnamento in Sardegna e 20 anni in Lombardia. Cioè il termine di paragone, sardi-lombardi, alunni e genitori. Ed è incredibile questo rapporto. Il sardo pone il problema e lo problematicizza
e ci va in minchia. È proprio lì che mi ci volevo, e va in profondità, ma non lo risolve, lo discute, ed è profondo nella discussione. Il lombardo dice: io il problema non me lo pongo se non è per risolverlo, altrimenti perché me lo pongo? Non mi serve. Allora le cose si producono facendole. Il mio motto è: le cose si dicono facendole e si fanno dicendole, operando nel nostro piccolo, nel procedimento scuola. Ma qual è la condizione della scuola oggi in Sardegna? Che fare? Ma che fare senza demoralizzarsi? Che fare producendo? Come ricreare comunità? Come fare? Come operare? Nel piccolo, nelle comunità, come ricreare comunità? E comunità non secondo il modello tradizionale, secondo il modello digitale, se volete. Perché si struttura anche un inconscio digitale. Quindi come impostare comunità, associazioni, scuola, famiglia, comunità, politica, associazioni, come iniziare a produrre parole, a produrre pensiero, a produrre cultura, a creare segni, a creare oggetti segno, a creare merce messaggio anche noi. Come procedere in una dialettica, anche se in condizioni certo diseguali, perché quello è un potere immenso, loro hanno i migliori sociologi, i migliori economisti, i migliori antropologi, i migliori pensatori, i migliori filosofi, i migliori tutto hanno loro. Noi no, però noi abbiamo un'autocoscienza, che non è cosa di poco conto, perché se io ho autocoscienza di questi fenomeni, ho già un grande margine di libertà. Avere autocoscienza di questi processi e pensare dentro di te: dunque, io vivo in questo mondo e vivo in una comunità territoriale che è la Sardegna, che è un territorio, che è uno spazio di beni, di risorse da sfruttare, noi, non gli altri, di cultura. Che cosa del passato ancora produce qualcosa? Se non produce più non mi interessa. Come un discorso del passato, che è effettivamente passato, può essere risignificato, cioè dargli un'altra significazione ipermoderna. Come procedere per traduzioni? Per traduzioni, tradendo, perché ogni traduzione è un tradimento. Ma noi siamo oggetti operatori del tradimento, soggetti operatori in tutte le nostre piccole realtà. Avere coscienza di questa è la scommessa politica, economica e culturale dei sardi. Grazie. Ha già introdotto il terzo momento, che è un po' il dialogo, ma che io comincio facendo una domanda a Bacchisio, perché vi siete accorti che a un certo punto gli è sfuggito, cioè, non è per pessimismo, perché forse stavo pensando che lui è pessimista, poi ha dato la risposta. E la risposta è sempre nello sviluppo di quella piccola frase che avevo evidenziato: diventare soggetti operativi, consapevoli, nel misurarsi con la modernità. Però se in queste conferenze passate la domanda è stata fatta anche ai conferenzieri, se sono ottimisti o pessimisti. Poi hai già dato un po' la risposta, però io la faccio così la domanda. Tu hai parlato del corpo e del presente. Forse è il momento in cui ho intravisto di più il senso dell'ottimismo, perché se ci chiediamo tutte queste riflessioni, anche non sviluppiamo questo, però un esempio, che conseguenze hanno sulla dottrina cristiana, sull'insegnamento? Siamo in una facoltà teologica, allora
Quando Bakhisa ha parlato del presente, tutti questi pensieri, diciamo, come cambiano la nostra escatologia, che era fondata sul già e non ancora. C'è già e non ancora. Ma oggi dovremmo dire siamo nel non più e il non ancora. Cioè siamo nel niente. Però il niente è il presente, perché non più e non ancora. Quindi è il futuro che viene in qualche modo messo in evidenza. Il ciclo è radici e futuro, ma c'è una differenza fra radici e futuro? Quando Le Corbusier ha fatto l'ultima sua costruzione, il convento della Tourette, dove c'è adesso, ci ho passato questi giorni perché c'è un mio insegnante di archeologia lì, che è lì, ha fatto questo convento immaginandolo con le fondamenta in alto. Al posto del tetto, se voi lo guardate, il tetto è come il fondamento, cioè il fondamento è in alto, il fondamento è nel futuro. Quindi la domanda diventa, ma il corpo, oggi che nel corpo c'è una svalutazione, rivalutazione, sei pessimista o ottimista, in fin dei conti? Esplicita bene questa... Ma io non credo molto in questa dicotomia. Noi la usiamo per ragioni anche didattiche. A me non interessa né l'ottimismo né il pessimismo. A me interessa una presa di coscienza per procedere. Mi interessa il cammino. E non mi interessa neppure una meta specifica. Il cammino è già un procedere verso una realizzazione, verso una produzione di senso, che è spaziale e temporale. Quello è uno psicologismo, questo dire io ho timore. Ma cosa te ne fai del tuo pessimismo? La risposta che danno oggi i grandi intellettuali italiani, e non solo italiani, voi sentite i grandi filosofi in Italia oggi, sono tutti ipercritici nei riguardi della modernizzazione. Dalla scuola di Francoforte degli anni 30, Horkheimer, Adorno, Marcuse, sino ad oggi, e tutti i filosofi da Heidegger in su, sono tutti terribilmente aggressivi nei riguardi dei processi, della tecnica, della scienza. Ma a che mi serve questo pessimismo? Il problema è come riesco io a governare questo processo delle scienze, delle tecniche, valorizzando la dimensione umana. Non posso mica andare contro la tecnica, contro le scienze. La scienza è la produzione di un'elaborazione dello sviluppo umano. È positiva la scienza. Il problema è qual è il rapporto tra l'homo homine e la scienza, cioè come viene vissuta nella concretezza esperienziale questo procedimento scientifico. È solo scientifico, razionale, esaustivo di tutto? E se tu hai questa concezione tecnico-scientifica onnicomprensiva di tutta la realtà umana, ti rivolgo una domanda. E che cos'è l'amore? Che cos'è il dolore? Che cos'è la passione? O che cos'è la fede? O che cos'è la speranza? Cioè come combinare questa armonia dell'humanitas che è scienza. Quell'atomo può produrre bene o può produrre l'atomica. Dipende. Come vivere in un arricchimento interiore dell'humanitas al di là di ogni credenza, come arricchimento dell'uomo in quanto humanitas, questa è la scommessa. Cosa me ne faccio dell'ottimismo e del pessimismo? Io procedo e cammino nella dimensione di fede, speranza e carità. Procedo, in senso anche laico o credente, non importa. Altrimenti se noi cadiamo in queste categorie che incaselliamo
ah, io sono pessimista, io sono ottimista. A me interessa la dimensione pragmatica del fare, del produrre senso, del produrre emozioni. L'emozione arriva a comprendere meglio dell'intelletto. Una mamma capisce il figlio più dello psicologo, perché ne coglie uno sguardo, vede che c'è qualcosa di inquietante in lui, per un movimento delle ciglia, per una smorfia, perché ama. Mentre lo psicologo sta ragionando e può anche indovinare, perché c'è Freud, c'è Jung, c'è tutta la psicologia sperimentale, e ben venga, per carità. Ma l'emozione è quella più produttiva di senso, e l'emozione è il linguaggio dei sentimenti e delle ragioni dei sentimenti. Quindi io, pessimismo, ottimismo, ci credo poco. Però, voglio dire, si tratta di capire che se uno è sfiduciato, si ferma. Chi si ferma è perduto, il caso di dirlo. Chi si ferma, è morto. Cammina e procedendo qualcosa avviene. A volte qualcosa avviene anche nell'oscurità, perché tu puoi camminare sul sentiero della notte, ma può avvenire che irrompi poi nel sentiero del giorno. Sì. In questo incamminamento, no? Se rileggo la sua frase di prima, incamminamento graduale nella direzione del modello, incamminamento graduale. E quindi tra ottimismo stupido, come abbiamo sentito qualche giorno fa, e ottimismo tragico, nella risposta di Bachisio, a me è sembrato di intravedere, usiamo ancora questa parola provvisoria, un ottimismo cristiano. La sua risposta implicava la laicità e la fede. Penso che ci siano abbastanza motivi per delle domande vostre adesso per continuare il dialogo. Al microfono. Magari facciamo così. No, c'è il microfono nell'ambone. Non c'è un microfono vagante? Allora, perché vedi, c'è difficoltà. perché ha difficoltà. No, aspetta, Può camminare. è possibile portare questo? Sì, mostralo così. Io intanto ringrazio tutti. Non posso però non partire da una premessa, che anch'io sono bittese e quindi, come probabilmente Bachisio, a Mosi scarfiato me la chittonza del muro e creia. Cioè abbiamo sbattuto, è un gesto, delle melecotogne contro il muro della chiesa per farli diventare mangiabili. È un modo antropologico di vivere. Ora Zanottica, riscarfiato. Allora, detto questo, e quindi una certa comunità di sentimento che deriva anche da esperienze in parte condivise, io ho accolto tutti i messaggi, o spero, che Bacchisi ha voluto rilasciare, perché li ho percepiti più volte come miei. Abbiamo avuto esperienze di insegnamento tutte e due. Io ho un'altra esperienza che ho condiviso con lui, che è quella della Costa Smeralda, perché ho pianificato Arzachena e ho seguito Arzachena dagli anni 60 fino a oggi, nella sua evoluzione, che è molto significativa per percepire il tracciato che lui in qualche modo ha delineato. Una cosa mi ha colpito nel suo parlare, è un segnale che ha dato sul quale vorrei intervistarlo. Quando ha parlato del tempo, ha guardato virtualmente un orologio che non ha. E non ce l'ha, ma quel gesto però significa ancora
qualche cosa che si riferisce a un passato antropologico che non esiste più, perché non è più quello lo strumento, l'orologio che misura il tempo. Allora noi, come dice lui, siamo immersi in un insieme di segnali espressivi, molti dei quali vengono dall'esperienza linguistica. Ancora, stanno via via perdendo senso, perché questo pictorial turn, questa evoluzione verso diciamo un'espressività iconica sta cambiando tutto. E non c'è dubbio che sia così, ma ci sono altri fatti nei quali siamo immersi tutti quanti e abbiamo avuto comunioni, che si riferiscono per esempio a una cosa che in Sardegna è estremamente significativa, e cioè il rapporto col territorio. Io sono un architetto, pianifico, sono un urbanista. Io il problema del tempo me lo devo mettere. Io devo pensare in prospettiva. Non posso pensare a oggi. Da oggi devo partire, e da ieri, ma devo pensare in prospettiva. Allora, la pianificazione è una cosa che ci riguarda tutti. Non posso pianificare in nome e per conto di una comunità. E allora, un'altra sua esperienza, la Lombardia. Ma in Lombardia, cioè in una regione che ha la dimensione della Sardegna fisicamente, ci sono più di 10 milioni di abitanti in crescita. In Sardegna abbiamo 1.570.000 abitanti in decremento. I lombardi, paradossalmente, rispetto ai sardi, hanno molta meno responsabilità rispetto al territorio, perché se la dividono fra 10 milioni. E il sistema di relazioni di 10 milioni è molto più rigido di quanto non sia quello di chi ha una dimensione diversa, ha una quantità diversa di territorio a disposizione. E allora la domanda che io vorrei fare, perché è una domanda di oggi e di domani, ma quella che Christopher Alexander definiva la perdita dell'innocenza, cioè il momento del passaggio fra una società non autoconsapevole a una società consapevole. Ma i sardi, che sono sempre stati consapevoli, l'hai detto, cioè questa loro capacità di interpretare, ritorneranno o sono oggi abbastanza autoconsapevoli e sono consapevoli anche della perdita dell'innocenza, quindi della perdita di quel retaggio, ma della necessità, attraverso una acquisizione di una nuova coscienza, di ridiventare interpreti di tutti questi rapporti. Chiudo, ma la domanda per me è importante. Ci sono aspetti quantitativi in tutto questo che abbiamo detto. La qualità è tutto, ma ci sono aspetti quantitativi. Tra il 31 e il 61 i sardi sono passati da 1 milione di abitanti a 1,5 milioni. Come mai? Ma come mai? Nel mentre l'Italia, invece di un 50% di incremento stiamo scendendo adesso. Come mai? Quando invece l'Italia ha avuto il 22,8%. Come mai? Come mai? Pecore. 50 pecore, un cane e un pastore facevano sicurezza sociale. La gente aveva la possibilità di pensare, di poter in qualche modo sostenere i rischi di una crescita. Oggi con cosa stiamo sostituendo quel modello antropologico, sociologico di sicurezza? Quel modello che misurava il tempo, perché era un tempo continuo quello del pastore. Oggi questo distacco dalla natura come ci fa progettare il nostro futuro? Grazie. È un tema molto vasto e complesso, ma io lo riconduco soprattutto. Beh, certo, ci sono le motivazioni storiche, perché noi nel linguaggio neghiamo sempre. I sardi negano anche per affermare. La ripeto sino all'infinito perché tutti la conoscono. Noi non diciamo Antoni est intelligente. Noi andiamo, noi stont Antoni, no. Noi neghiamo. Questa negazione è frutto di una realtà storica, perché non c'è stato mai permesso di poter parlare un nostro linguaggio affermativo.
dalle dominazioni straniere. Noi abbiamo sempre contrapposto. Lelio parla di una costante resistenziale, resistere, ma oggi non è un tempo del resistere, oggi è un tempo del fare, del creare linguaggi, anche resistendo a certe imposizioni. Cioè, la resistenza è sempre positiva, ma non è esclusiva. Oggi Ciccio Masala, nella bellissima frase, vinti ma non convinti, voleva dire vinti, ma noi abbiamo una libertà comunque di coscienza. Anche questa bellissima, però non è più quel momento storico. Oggi si risponde solo sul versante della relazione, non dell'accettazione di una condizione storica. Noi come rispondiamo a livello produttivo? Perché le paleoliche? Contro siamo le paleoliche tutti, certo. Ma perché le paleoliche nessun sardo le ha messe? Voi credete che non le ha messe per rispetto dell'ambiente? Perché il capitalismo ha visto nel mondo, voi immaginate questa scena, il capitalismo in senso generale, c'è il globo terracqueo e dice investiamo qui a Singapore, qui in Groenlandia le terre rare, c'è quest'isola qui nel Mediterraneo, com'è che si chiama? Sicilia, no, la Sicilia è famosa, no, questa è Sardegna. Che cosa ci offre? Osservano. Perché loro sono i padroni del tempo, anticipano il tempo e dicono, investiamo, cosa ci sono? Pecore? Il mio paese di Biti ha 92.000 capi ovini. No, pecore non rende, il latte lo pagano a zero, adesso per fortuna, a 1,5 a 0,80, di manco l'acqua. E investiamo nella produzione agricola, no, non è terra di grande produzione, non è la pianura padana. Il turismo sì, ma ce l'hanno già preso gli altri capitalisti, i grandi capitalisti del turismo. Un momento, l'abbandoniamo? No, come l'abbandoniamo? Ma sai che questa isoletta sperduta così c'ha il maggior numero di ore di vento e di sole al mondo? No, non è possibile. Ma come, al mondo di vento? Sì. E mi dici nulla. E sono l'energia naturale, è il meglio del meglio. E investiamo su quello. E noi sardi l'abbiamo capito che il vento e il sole erano delle risorse? L'abbiamo capito o no? No, perché non l'abbiamo capito? No, rispondete, perché non l'abbiamo capito? Per deficit culturale, per deficit, che non arriviamo, non vi siamo arrivati a comprendere scorso. E questa è la vera scommessa. Perché loro ci sono arrivati? Quando mai noi pensavamo che questo sole era l'energia infinita? Questo sole macchio esistiu. O questo vento, basta che in questo vento. O è pure vento. Questo è il punto. Il punto è questo. Noi non capiamo quali sono le risorse. Ancora oggi in Sardegna noi non abbiamo chiara coscienza di quali sono le nostre risorse dello sviluppo. Non lo sappiamo. Ce le scopriranno gli altri. State attenti che gli altri sì che hanno un sapere. E un saper fare è come. E quindi la nostra scommessa è culturale, nel senso che di una cultura che comprende economia, che comprende capacità di capire quali sono le nostre risorse, che probabilmente sono immense, ma ancora non le conosciamo. Quella nostra risorsa della pietra nera, che tu dicevi che era voluta da tutto il mondo mediterraneo. E cioè, questa, la scommessa è questa, che noi dobbiamo uscire da questa minorità culturale per vedere che le nostre risorse sono nostre, le elaboriamo noi, le sviluppiamo noi, e ben venga il capitale esterno, come no? Ma a certi patti e condizioni, non come dominatori.
Tutto questo ci manca. Il piano di rinascita del 58 era il vero piano di rinascita ed era impostato su come modernare, nel senso proprio moderno del tempo, pastorizia, agricoltura, artigianato e turismo. L'anno dopo ha trionfato il capitalismo bancario e politico italiano e l'hanno trasformato questo bel piano di rinascita del 58, nel 59, nell'industria petrolchimica. E tutti i sardi, i politici, vari, è vero, solo l'industria ci può salvare. È certo che l'industria ci salva, ma non certo quella petrolchimica. E di base oltretutto. Ma che cosa produceva? Voi lo sapete. Cosa produceva la petrolchimica? Ditemi. Voi avete visto qualche prodotto? No. Per me è un mistero, è un'industria magica. Io non ho capito ancora, non ho visto con i miei occhi, non ho toccato con le mie mani un prodotto. Ma come? È la rinascita della Sardegna e non vedo un prodotto. Dice che questi polimeri vanno poi dopo per uno sviluppo della chimica raffinata. Ma questa è una presa in giro. E non ha nessun indotto. E non sviluppa la capacità imprenditoriale dei sardi. Ma allora siamo stutumacos. Siamo suicidi. E questo da che cosa deriva? Da un non sapere. Parte la massima, non la pastorizia, ma l'industria è la salvezza. Ed è vera l'affermazione. Ma non hanno il concetto di industria. Che cos'è l'industriarsi? Che cos'è che tu ti industri a fare e a produrre? Quella non è industria, la chimica di base non è industria, è inquinante ed è morta per se stessa, infatti è morta subito. Nessuno la voleva. E noi sì, abbiamo fatto suonare le campane a festa. Non bisemus. Terribile la frase sarda. Non ci siamo. Sapete cosa vuol dire? Esserci. Esserci. Bisese o non bisese? Ma bisese su munu o non bisese? Terribile questa frase. Non bescusse, non c'è. È la fine. Allora la scommessa è: abisemus. Si diventa bisemus nel fare, nel produrre cultura, nel dibattere, nell'avere coscienza. Bisemus ancora con domanda. In Sardegna il silenzio è importante, vero? Non ho capito. In Sardegna il silenzio è importante. Va bene. Il silenzio è il linguaggio della tradizione sarda. Il silenzio è un linguaggio per i sardi, è del tutto evidente. La parola deve essere misurata. Cosa stai dando? Ella sta parlando così. Non rientra. Non ghirata. Terribile. Guardate che il sardo ha una sapienza incredibile. La parola esce dal silenzio, che è stesadomo sua. Esce, fa il suo giro e torna a casa sua, al silenzio. Ma la produzione del linguaggio è il silenzio. È tremenda la frase. Bilà polessi sapepirista e socro. Glielo letta sul movimento delle sopracciglia, il suo segreto. Pensate che psicanalista è il sardo. Un pastore analfabeta osserva parlando uno e dice il segreto, nasconde un segreto. Sta parlando, ma sta giocando, sta facendo giochi linguistici. Ma la verità è vera, il segreto. Gliel'ho letto nel movimento, nella contrazione di un muscoletto. Noi siamo terribili nell'analisi. E in cui non che morimus. E lì restiamo. Non si traduce in un fare.
Quindi il silenzio è un linguaggio estremamente bello e lo stiamo perdendo, sta diventando per noi sardi ora in questo il mutismo. Il silenzio è il mutismo. Oggi se tu non parli, e questo è un mutulone. Invece prima quello non parla perché parla al momento giusto. Tanca ti sauca. Chiudi la bocca e cosa stai a chiacchierare? Sei in balia, no? Zarreio non l'ha girato pruso, il discorso non l'ha fatto più tornare, si è stimberto, si è smarrito con lui stesso, vai Kirkatilu, vai e cercalo dov'è adesso disperso. Quindi il silenzio, si potrebbe fare una bella discussione su questo. Io ho nominato il silenzio perché nel mentre vedevo, no, il movimento degli occhi dell'assemblea che parlava più delle parole. Bene, penso che sia ora un po' di concludere. Il prossimo incontro sarà il 28 febbraio con Monsignor Ravasi. Si torna un po' sull'universale. Bisognerà stare attenti se l'universale trascurerà il particolare in qualche modo. In un momento della conversazione di Bachisio ha nominato la traduzione, tradizione, traduzione. Uscendo insieme per una chiesa sarda, che è l'ultimo volume di Bachisio, troverete anche in omaggio una nostra traduzione del Vangelo di Marco. Siamo a Cagliari, quindi nell'ambito campidanese. Abbiamo curato soprattutto il campidanese perché il Vangelo di Marco è orale, è uno che parla avendo sempre di fronte l'uditorio. E allora c'è anche il logudorese a fianco, ma la differenza sarà di vedere come se siamo riusciti a inculturare nella nostra tradizione questo valore universale, che è orale, quindi la parola nell'interlocuzione, non dico di più, ma avete quindi questi 2 volumi insieme con un foglio di accompagnamento che era periodo di Natale, quasi un omaggio di Natale. E allora la parola e il silenzio, sempre in questo, la linea della risposta del, tra virgolette, realismo, non ottimismo, ma ottimismo cristiano era diventare soggetti operativi e consapevoli nel misurarsi con la modernità. Grazie a tutti e grazie a Bachisio.